Vengo lì. Vieni tu, vieni a salutare qui perché sono sembrata matta. Vieni qua, non riesco a gestire la telecamera. Che è successo? Ce l'abbiamo! Eccoci! Ce l'abbiamo! Gigi, tu ti rendi conto? Mi si è sclerato anche il computer. Questa è una cosa in esclusiva che stiamo facendo. Ti giuro, perché nessuno invade il tuo campo. No, guarda ti qui. piace però? Sì. Non è vero? Nessuno mai ha invaso il tuo campo e io sono stato il primo. Sei stato niente, raga, il primato World Guinness Record. Ti piace qua con tutti questi aggeggi? Bellissimo. Io so solo che devo usare questi, basta. Io adesso non come mi a casa mia, io so solo che uso poche cose. Mi dicono quello che devo fare io. E io lo faccio, uguale io. Come stai, Gigi? Benissimo. Ti faccio salutare il pubblico di Bella che ti stava aspettando. Allora, io non vedevo l'ora di arrivare qui e di salutare tutti quelli che ci amano. E dateci solo il tempo che ripristiniamo un attimo, cerchiamo di capire quello che dobbiamo toccare. Il qui qua. Senti, io direi di andare con un brano che mi avevano richiesto prima, un nostro ascoltatore. Ho aspettato che arrivassi tu e iniziamo con questo Chiamano in tanti. Vai, e poi dopo pronto. Ci dedichiamo a te e iniziamo a chiacchierare. Va bene, vai. Amore amaro? Amore amaro. Torniamo dopo. Ciao. Direi che ci siamo. Guarda, aspetta. 3, 2, 1. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Mi sono preparato. Ciao a tutti, amori miei. Gigi, che bello. A posto, guarda. Sono contenta. Senti bene la cuffia? Sì, è tutto perfetto. Bene, sono contenta. Vi giuro, è tutto perfetto. Abbiamo fatto un ingresso matto fuori di cabeza. E adesso invece serietà. Ma secondo me guarda, come la puoi ma io penso che bisogna essere così. Il pubblico vuole essere un po' solleticato, insomma. Frizzantino, chi meglio di te? Frizzantino. Insieme mi piace. Allora, in Sicilia, in vacanza. In vacanza, sì. Che è successo? In vacanza? È successo che ogni tanto mi manca. Allora io devo venire qua per respirare tutta l'aria che c'è qui, insomma, perché comunque fondamentalmente io sono fatto uguale a voi. Io sono un uomo che nelle vene ci sta il fuoco del vulcano e ci sta il mare, quindi ci sono questi due ingredienti importanti. Sicilia, Napoli, uguali praticamente, quindi ci sta. Devo dire che hai fatto bene, ogni tanto ci sta anche questo, uno ha Poi bisogno. mi manca il contatto con il pubblico ogni tanto. Basta essere sempre chiusi a casa, basta essere abbiamo già vissuto un inverno che ci chiude dentro, ci incravatta. Troppo rigido. Troppo freddo. E invece mo c'è il sole, capite? C'è il sole. Direi di sì, che mo basta tutto sto freddo. Abbiamo bisogno del sole, la vitamina D si deve sviluppare, la vitamina D, che poi il sole è anche l'ormone della felicità. Quindi ne abbiamo bisogno. Poi chi vive, come ho detto tu, mare, montagna, è proprio caloroso di suo e con il sole esce fuori il vero essere. Quindi dopo il periodo invernale dove siamo stati chiusi, adesso finalmente ci godremo la primavera per arrivare al periodo estivo dove tornerai qui in Sicilia per 2 grandi eventi. Assolutamente, io sarò nel mese di agosto, come tu sai, il giorno 9 al Velodromo di Palermo. Esatto. E l'11 qui alla Villa Bellini. Che l'anno scorso c'è stato un riscontro bellissimo. C'è stata una partecipazione davvero straordinaria da parte di tutto il pubblico che ti ama realmente. Sì, io ho ancora dei filmati dove c'è inquadrato tutto il parterre con la gente che comunque balla, canta, bellissimo. Ma la cosa bella che io anche l'altra volta ho detto, la cosa bella è proprio quando il pubblico canta le tue canzoni, quella è l'emozione più grande. Io provo un'emozione. Sul palco mi arriva tutta questa energia del pubblico, ma a me piace proprio fare i duetti con loro. Loro cantano, io sguazzo dentro con la voce. Ma certo! Questo è il bello, no? Dai. È proprio vivere l'evento con il proprio pubblico. Sì. Anche perché molti dicono il protagonista, no, secondo me il vero protagonista è proprio il pubblico. Sì, sono d'accordo con te, assolutamente. Tu sai che quella tua musica, quelle tue canzoni gli hanno trasmesso quella sensazione tale da permettergli di imparare quel brano talmente tanto bene che lo cantano, perché la cosa bella, no? Molte volte, essendo anch'io sul palco, vivendo le emozioni, quando guardo loro e vedo quando cantano, che la cantano con quegli occhi sprizzanti di gioia, è quello quando tu dici ok, la mia canzone ha colpito, è arrivata dove doveva arrivare. Quello è praticamente il fine che giustifica il mezzo, perché quando mi siedo al pianoforte e chiudo gli occhi e penso che dovrà arrivare tutta quell'emozione al pubblico, quindi mi adopero per fare questo e poi
poi sul palco io ricevo questo risultato di cui stai parlando tu, cioè questa grande botta che ti arriva qua al cuore. Dice: non smetterò mai di farlo, devo continuare a scrivere, devo continuare a regalare emozioni e devono arrivare dove devono arrivare, ed è la cosa più bella. E quindi 9 agosto Palermo, 11 agosto Villa Bellini. E per tutti quelli che si stanno chiedendo dove acquistare il biglietto, mi hanno dato un'altra chicca, perché a parte Ticket One c'è anche un'altra location, ovvero Al Buon Caffè, che si trova in via Vittorio Emanuele o via Vittorio semplicemente? Via Vittorio Emanuele al numero 629, sempre a Catania. Quindi i biglietti già prima sono, diciamo anche che ci sono stati qui degli amici che ci sono venuti a trovare, che hanno detto siamo stati i primi ad acquistare i biglietti, quindi già stanno andando a ruba. C'è ovviamente un limite, e quindi devono sbrigarsi a prenderli. Tra l'altro c'è anche la tabaccheria di via Lavaggi, sempre a Catania, al numero 54. Anche qui possono trovare i biglietti, sempre per quanto concerne Catania. Tu il tour proprio quando lo inizierai? Quando inizierai a muoverti? Il tour inizia nei primi di giugno, quindi diciamo adesso siamo ancora in fase di allestimento, stiamo provando, facendo le famose scalette, però già cominciamo a fare delle serate, insomma. Noi le chiamiamo delle puntate zero, quindi le facciamo. Comunque iniziamo fra poco. Senti, quante volte l'hai cambiata la scaletta? Penso che la dovrò ancora cambiare, perché arrivo da te, so quello che voglio, no? Dico, no, allora per esempio per averti va messa dentro. Certo, perché quanti, cioè, già tu hai quanti brani? Non penso che si possono quantificare. Superano la ventina, diciamo. Però no, voglio dire, i brani in tutta la tua carriera sono un quantitativo 300-400 brani. Ecco, andarne a scegliere 20, uno di solito si sofferma sui nuovi. Difficile. Però secondo me inserire anche i vecchi, e uno magari dice però c'è questo brano che io quasi non ha ricevuto i giusti e quasi lo metterei. E quindi secondo me è sempre difficile andare a fare una scaletta per il tour. È difficile perché poi tu devi considerare che un concerto non deve durare più di 2 ore. 2 ore e qualcosa, vai, quando io vengo in Sicilia dura sempre quel quarto d'ora, 20 minuti in più, però devi sacrificare per forza qualche brano che loro vogliono per metterne un altro, quindi diventa un complicato, un casino, come si dice. Esatto. Però io dico che è meritato. Infatti prima noi stavamo parlando proprio di questo, io ho detto Gigi magari, perché lui mi ha detto secondo me vogliono ascoltare questo, ma perché magari non facciamo ascoltare qualcosa che non ha ricevuto i giusti meriti? E uno di quei brani è quello che porta come titolo Musa, ad esempio, che è bellissima questa canzone, e anche a loro lo dico sempre, gli dico sempre raga, non ci soffermiamo su quello che conosciamo, certe volte andiamo oltre quel limite, superiamo, come dire, qui c'è una linea, questa linea non la supera in tutto questo, in tutta la vita, proprio questo è un concetto vitale. Ascoltiamo anche altri brani che secondo me meritano tantissimo, e questo volevo mettere oggi. Va bene, che dici? Facciamo ascoltare ai nostri bellini? Vai. Torniamo dopo con Gigi, raga. Questa per me è un'altra poesia allo stato puro, Scaccomatto, bellissimo. Scaccomatto era il brano che come dire toccò proprio nell'anima Pippo Baudo, e io lo presentai per la prima volta al Festival di Sanremo e vinsi la categoria campioni proprio con Scaccomatto. È bellissima. Rimasta proprio per noi un ricordo indelebile. Certo, per tutto quello che ha comportato e quello che ha regalato. Questa adesso quanti anni ha? Considera che è stata presentata al festival nel 95. Quindi sono quasi 30 anni. Assolutamente sì. È bellissima. Vedi, quando io lo dico sempre, quando c'è un brano del genere camminerà con i tempi, perché possono dire la musica cambia e quello e quell'altro, ma quando sono fatte in un certo modo anche il sound stesso continua a rimanere bello. Sì, infatti, cioè, ci sono delle canzoni che, come dicevi tu, restano proprio immortali, sono universali. L'arrangiamento, tutto, perché sai, non puoi dire è passato di moda, cos'è questa melodia, rimane proprio tutto l'insieme, quindi è una cosa pazzesca. Voglio dire a tutti i nostri belli di Bella che adesso chi ha voglia può telefonare, perché tra un pochino inizieremo a prendere le telefonate, quindi 095 87 39 658. Ragazzi, tra poco inizieremo a prendere le telefonate e tutto il resto. Prima voglio concentrare su di te, adesso in questo periodo ti stai proprio concentrando su no, niente, lo dico dopo, perché io dico via le telefonate, già ovviamente il telefono squilla, quindi diciamo insieme vai. Pronta? Sì? Sono Stefi.
Stefi, ti passo Gigi che è qui, vai, tutto per tua. Cara Stefi, come stai? Gigi, tu ciao. Bene. Tutto bene, c'è il sole oggi, vedi? Complimenti per le canzoni. Grazie, ti ringrazio. Faccio sempre 2 canzoni, quella là, solo tu. Eccola, che mi cantate ogni qualvolta c'è il concerto. Solo tu. Tutti canterini siamo. 3 anni fa sono venuta con il mio ragazzo, però mi sono messa la fascia. Bene. La fascia, brava Stefi. Brava. Giorno 11. Ti aspetto anche il giorno 11 allora. Va bene, così vengo. Va bene. Ci vediamo di nuovo lì in concerto. Villa Bellini, giusto Gigi? Sì, è Villa Bellini, sì. Ok, 11 grazie. agosto. Ti Ciao, aspetto. Gigi, ci vediamo in agosto. Ok, ciao Stefi, ciao. Ciao tesoro, e ricordiamo a tutti a proposito dell'11 agosto che i biglietti li potete acquistare direttamente tutti nei pressi del Ticket One o direttamente sul sito internet oppure al Buon Caffè in via Vittorio Emanuele al numero 629 e in via Lavaggi alla tabaccheria via Lavaggi. Un'altra telefonata, Gigi, vai! Pronto? Sono Alessio, ciao Gigi. Ciao caro, come stai? Come stai? Io tutto bene. Bene, grazie. Si sta bene qui. Sì. Intanto in bocca al lupo. Crepi. Che ti dedico dopo? Oraziuccio! E saluto alla mia Milani. Un bacio Oraziuccio. Orazio è un ragazzo speciale. Sì, ma è proprio un ragazzo speciale. Oraziuccio, ti vogliamo bene. Ci fa piacere Orazio di averti in linea. Noi già siamo conosciuti. Ah sì, ma al concerto? O qui alla radio? No, era nel tuo Messenger. Ti avrà scritto. Ok, sì. Sì, è vero, sì. Oraziuccio, ora ti dedichiamo un brano, va bene tesoro? Ok. Ciao Orazio, un abbraccio. Ti vogliamo bene Orazio. Ciao tesoro. Vi salutiamo anche Orazio che insomma è sempre presente. Il telefono continua a squillare, vai. Pronto? Con chi parliamo? Ciao Gigi, sono Lia da Caltanissetta. Oh, che bello. Ciao, come stai? Benissimo, vedendo te sto benissimo. La cura. Lia, grazie Lia. Si è spenta la televisione. Perché io sempre da ragazza mi piacevano le canzoni napoletane, da ragazza. Bella. Pensa tu. Mi fa piacere. E sempre sono con le canzoni napoletane, bella TV. Ci dà la vita, capito? La vita. Lo so. E tu poi hai una voce stupenda. E per me, come ti vedo io, sei un ragazzo solare e speciale, come ti vedo io. Grazie Lia, loro guarda qui. Allora, tutte le tue canzoni sono belle. Io ce n'ho una in particolare. Qual è? Sole 6. Una. Me la devi fare sentire anche un pezzettino. Per me quella canzone non lo so quello che mi trasmette. Va bene, te la mettiamo allora dopo, va bene? Va bene Lia. Tanto. Grazie. Guarda, io ti auguro le cose più belle. Grazie mille. Tu desideri con tutto il mio cuore. Ti ringrazio. Perché li meriti, perché sei un ragazzo speciale. Io non ti conosco, ma già ti leggo. Sei molto cara, guarda. Lietta. Ti voglio bene, ti mando un forte abbraccio, Lia. Io ti vedo come ti vedo io. Ti vedo solare, speciale e allegro. È unico, Gigi. Ti auguro le cose più belle con tutto il mio cuore. Grazie, io sono Lia. una donna già grande, però Lia, ma quale grande, è solo un numero, tu sei fresca di cuore, di animo. Sei bella, dai. Perché, vedi come dicono di me, perché già Mary lo sa come sono io. Tutta la famiglia della TV. Ti vogliamo bene, Lia. Ora dopo ti mettiamo verso le 6, va bene? Grazie, Gioia? Lia, un abbraccio. La canzone. Va bene. E ti auguro le cose più belle con tutto il mio cuore, di quello che tu desideri, e vedrai che verranno a galla tutte queste cose che io ti dico. Ti ringrazio. Vabbè.
Grazie, Ciao, un bacio, ciao bacio. Lia. Ciao tesoro, ciao. Lia ci ascolta da Caltanissetta, tutta bella, la Sicilia ci ascolta, quindi insomma ci stanno arrivando. Sì, Lia è una donna, un'anima speciale, proprio. Una donna speciale. Andiamo con un'altra, vai. Pronto? Pronto Gigi, sono il tuo fan, come stai? Buongiorno, come ti chiami? Francesco. Ciao Francesco, benissimo, benissimo. Io voglio ascoltare la canzone Telefono. Beh, tutte quante, guarda, vedi, qua ci sono canzoni. Qua ti conoscono bene, Gigi, qua ti amano, sanno tutto. Bravo Francesco, un altro brano bellissimo. Va bene Francesco, dai, dopo faremo un medley di tutte queste canzoni. Va bene. Una buona giornata a tutti. Grazie pure a te, ti auguro il meglio. Ciao Francesco. Un bacione, ciao, un bacione. Tra un pochino, raga, continuiamo perché qui il telefono sta continuando sta veramente squilla di continuo. Adesso, raga, vi continueremo a rispondere, non vi preoccupate, perché abbiamo un brano già pronto, preparato, che volevamo far ascoltare. Dai. Per averti questo brano che tu mi hai detto proprio prima, che è uno di quei brani che anche ti piace tantissimo. Sì, questa è una canzone che, voglio dire, ho deciso di rimetterla di nuovo nella famosa scaletta, perché il pubblico molte volte me la richiede, quindi va fatta. Va fatta e noi la facciamo ascoltare. Che ne dici? Ma certo, vai. Torniamo dopo! Siamo ritornati! Tieni presente, mi riferivo a Mariella, tieni presente l'Etna in eruzione, eccola qua. Giusto un po' movimentata. Ma io dico sempre, no, che dobbiamo fare? Mollicci, fermi, no, ma non serve a niente, dai. Cama fa, poi che ci rimane? Che ci resta? La sera poi bella, arrivi a letto lilla pronta per andarti a coricare, che dici, ora mi faccio, a Catania diciamo una bella panzata di sonno. Una panzata di sonno, bellissimo, bella come si deve. E quindi, come si suol dire, ci arricriamo. Esatto. E poi insomma, bello il movimento, così anche perdiamo qualche grammo, che non fa mai male. Ti sei mangiata la carne di cavallo? Ti piace la carne? Come mo faccio un po' con la cuttigliara. A Catania si dice cuttigliara, a Napoli non lo so come si dice. Cuttigliara nel senso entro un po' a indagare nel tuo privato, perché l'artista Finizio lo conosciamo, è anche bello conoscere un po' la persona. Ne sei andata a mangiare la carne di cavallo oppure no? No, nel passato non ho mangiato. Ancora ora in questi giorni no, che sei stato. No, solo qua. Pesce adesso. Mi hanno portato a mangiare ristoranti di pesce. Abbiamo mangiato riccio, pesce crudo, insomma. Forse un po' di carne di cavallo ci vuole. Ci vuole troppo pesce, dice. Esatto. Basta con sto pesce, chiamo bello, basta, mo un po' di carne. Beh sì, vabbè, il pesce qui in Sicilia anche molto usato. Molto buono. Dall'antipasto, tra poco che anche il dolce te lo fanno con il pesce. Esatto. Quindi insomma non è niente di inusuale, ecco, diciamo così. Allora Gigi, tu adesso quando rientri a Napoli? Domani Ritorni a casa, perché comunque gli impegni lavorativi quelli non mancano mai. Però ti preannuncio che nel mese di maggio ritorno. Qui? Io torno. Qua? Esatto. Anche qua? Che bellezza! Certo. Che bellezza! Certo. Che bellezza! In tanti mi hanno scritto, perché sto leggendo anche i messaggini, ci saranno altri eventi, possiamo dire già di no. Sono gli unici in Sicilia. Solamente questi due eventi facciamo questa cosa quest'anno. Chiariamola, perché appunto anzi, non voglio mettere, come diciamo noi, i carri davanti ai buoi. Sì. Però è meglio preannunciarlo. Saranno due eventi, Palermo e Catania, e molto probabilmente la mia produzione ha deciso di fare un off, una pausa per l'anno che verrà. Quindi 2026 non facciamo proprio nessun concerto in Sicilia. Quindi è meglio che chi vuole venire a vedere il concerto lo veda adesso o mai più. Cioè nel senso che, tra virgolette, o nel 2000 mai più anche no, perché o adesso o mai più a comprare i biglietti, perché poi non ne troverete. E poi faremo una lunga pausa. Quindi ragazzi, questa è un'anteprima che stiamo conoscendo adesso, appunto. 2020. Voglio spoilerare perché ci sarà questa pausa. Dillo, perché loro praticamente stanno facendo un calendario che toccherà, diciamo, anche l'estero. Quindi faremo un po' di Germania, faremo un po' di America, faremo un po' di mercato latinoamericano. Quindi abbiamo bisogno di fare
pausa per avere un po' di tempo a disposizione e fare insomma l'Europa e l'internazionale. Quindi poi chi vuole deve prendere i biglietti con l'aereo per andare fuori anche, perché direi che è giusto anche regalare, perché noi è come dire un po' essere menefreghisti, vabbè l'importante è che viene qua, me lo vedo io, no, perché è giusto anche accontentare chi si trova fuori. Esatto, un po' gli emigranti, un po' insomma il nostro pubblico che è oltre oceano. Quindi facciamo queste 2 tappe in Sicilia, poi ci prendiamo una pausa e poi ritorneremo sicuramente. Guarda, parlando proprio di questo, c'è un amico che ci scrive dall'Australia, quando io vedo questi numerini, no, più 61, perché su WhatsApp ti appaiono, più 61 4 2 3, non dico il resto del numero, è bello perché ci seguono da tutti i lati, e proprio mi hanno scritto: Mary, salutaci Gigi Finizio, un grande artista aspetta che ti dico, da Melbourne. Come fai? Io stavo dicendo Melbourne. No, perché pure io li leggo ogni tanto, quindi voglio dire, in Australia, so che mi scrivono. È bello, no? Quando vedi questo riscontro anche da fuori e sapere che tu inizierai a girare proprio tutta l'Europa per andare a regalare la tua musica anche fuori, perché in tanti sono fuori chi per lavoro, chi per la famiglia, chi perché non trova nulla, e quindi andare a portare un po' del proprio calore fuori, perché manca questo anche a chi si trova lontano. Infatti è importante, molto è una importante. Cosa bella. Quindi ci sarà questa pausa per andare a creare un tour europeo, diciamo così. Sì, è così. Bisogna, come dire, marcare anche dei territori che marcare come un po' fanno gli animali. Certo, ma perché ti aspettano, perché ti vogliono, perché è giusto dare anche a loro quello che insomma è la musica di Gigi Finizio. Quindi 2025 uniche 2 tappe in Sicilia, ricordiamo il 9 agosto a Palermo al velodromo. Compro una vocale e chiedo l'aiuto del pubblico, grazie. Pensa che io per dire velodromo mi sono fatto una scuola di un mese a casa, velodromo. Hai fatto bene, io l'ho chiamato Veldromo, senti tu. E poi l'11 agosto invece alla Villa Bellini, raga, comprate i biglietti perché 2026 non ci saranno date per quanto concerne la Sicilia, ma si girerà fuori, quindi questo è quello che vi possiamo dire al momento. Senti Gigi, facciamo ascoltare un altro brano e poi dopo ritorniamo con le telefonate. Va bene. Quindi raga, continuate a chiamare 095 87 39 658. Quale brano vuoi che dedichiamo adesso? Io, quale hai? Tutte quelle che vuoi. Allora, ci avevano richiesto solo tu, Solo tu, dai. La facciamo ascoltare? Sì, questa qua devi fare una dedica di quelle pazzesche. Vai, qua è amata, suggeriscimi. Non lo fai parlare il tuo. Allora. Questa io te lo ritornerò a dire. Quando l'altra volta sei venuto te l'ho detto. Questo è un Gigi Finizio diverso rispetto a quello che noi avevamo ascoltato, eravamo abituati ad ascoltare in passato. Quando io lo dirò sempre, i testi delle parole, i testi delle canzoni, le parole che ci sono all'interno. E questa canzone secondo me ha colpito proprio per il senso, il significato delle parole e dei collegamenti così banali e così semplici che ti fanno capire l'immensità. Esatto. Tu lo sai, io lo dico sempre. Io te l'ho detto anche prima di cantare questa canzone dal palco, io faccio questa piccola parentesi, questa prefazione, e dico che è talmente semplice, è talmente diretta questa canzone, il testo di questa canzone, che comunque è cucito addosso a tutti quanti, è universale, perché tutti quanti abbiamo bisogno di una persona nella vita, un nostro angelo custode. Il posto perfetto, le tue dita che si incastrano tra le mie mani. È quello, raga. Non c'è bisogno di altro, direi di farla ascoltare su Bella Radio. Solo tu. A tra poco. Stavamo un po' distratti, questo è il bello della live, capito? Abbiamo ascoltato un altro brano bellissimo per la nostra Lia, che la salutiamo, è andato verso le 6, che l'aveva richiesta, quindi Lia ti abbiamo fatto contenta. Poi salutiamo anche tutti coloro che sono collegati su TikTok, Gigi. Sì, un abbraccio a loro, insomma ragazzi, ci fa molto piacere, quindi vi mandiamo un bacio forte, mi raccomando, vai. Acquistate i biglietti, mi raccomando. Nel frattempo adesso potete continuare a chiamare 095 87 39 658. Andiamo, diciamo, pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Ciao, sono un autista. Come si chiama, signor autista? Enzo mi chiama Enzo. Ciao Enzo. Come stai, Gigi? Bene, grazie Enzo. Bello Tu? così, finalmente. Anche che se non dico, e ti vedo sempre in TV. Bene, un piacere, dai. Enzo, da dove chiami?
Io da Ferrara, però sono con il camion, faccio l'autista e faccio il nord. Vai. Ma sei siciliano, Enzo? Sì. Certo. E quindi giri per tutto il mondo e oggi abbiamo Gigi. Qual è la canzone che preferisci? Ce n'è qualcuna? Una bella che mi piace a me è sempre di Gigi Finizio. E qual è? Non mi ricordo qual è. Vabbè, ci pensiamo noi. Dai, te lo mettiamo noi un brano, dai, vabbè, ti dedichiamo una canzone. A Milano mi trovo. Ah! Ci segui con l'applicazione? Certo. Vai Enzo, vai, ti facciamo compagnia, dai. La settimana scorsa sono stato al mercato di Parigi. Sì. E tu porta Gigi Finizio anche a Parigi quando vai lì, nel camion, nella macchina, metti Finizio a tutto volume, così anche i parigini imparano la canzone, la sua musica. Io ho tutti i CD napoletani e mi piace la napoletana. Bene Enzo, va bene, Grazie, allora ti dedichiamo Enzo, un brano. ti mandiamo un forte abbraccio, buon lavoro. Ciao. Ciao tesoro, ciao. Senti, salutiamo anche Concetto Cardì che ci sta ascoltando. Concetto, ciao. Un salutone a lui, un salutone a Vanessa, un salutone anche a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento, che vanno fuori, tutti i camionisti e tutto il resto. Rispondiamo. Pronto? Sì, vorrei parlare con Gigi Finizio. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, sono Giovanna da Messina. Ciao Giovanna, ciao. Mi piacciono tanto le tue canzoni, sono una tua da tantissimi anni, ora sono 80 anni. Mamma mia, che bello! Che Senti, mi bellezza! vorrei ascoltare se possibile, scusa che tu la fai troppo bella. Grazie, che bella richiesta che hai fatto, guarda. Mio figlio la fa sempre la tua canzone, devi cantare. Va bene, te la dedichiamo allora, va bene? Un bacione, sono stata felice a parlare con te. Grazie, anche io, un bacione Buona forte. giornata. Ciao pure a te, ciao. Buonasera. Che bellezza, ragazzi, soprattutto secondo me è anche molto bello quando si vede un riscontro delle persone Sì. di un'età del genere, perché Questo ti fa capire che insomma uno attraversa tante generazioni, quindi è importante. Ma anche il fatto che la signora, ad esempio, ancora 80 anni non sono tanto, però si prende il telefono, chiama per dire Sì, ti voglio bene. c'è questa no? piacevolezza, sai, di fare questa cosa. Secondo me riempie il È cuore vero. sotto ogni punto di vista. Tra l'altro qua mi stanno continuando ad arrivare messaggi. Un saluto ad Alessandro Patanè. Gigi, per favore, lo puoi fare? Glielo facciamo. Alessandro, come no? Ciao Ale, ciao. Rispondiamo. Pronto? Io sono sempre Enzo. Enzo, ma mi richiami tu? Che c'è? E mi sono dimenticato una cosa. Gigi, quest'anno quando che sono in ferie a Napoli. Non si è capito, abbiamo capito solo Napoli. Me ne vado in ferie a Napoli. Ah, quando? Io penso nel mese di agosto fino a una settimana. Ad agosto è a Catania che ci abbiamo il concerto. Tu vieni a Napoli, io sto a Catania. Purtroppo sono in ferie. Va bene. Va bene Enzo, un abbraccio. Ciao, Ciao, Enzo, ciao. Enzo, ciao. Vedi, giusto, lui è a Napoli e Gigi invece è qui in Sicilia. Lo ricordiamo ancora, ragazzi, giorno 9 di agosto a Palermo. Per tutti coloro che me lo chiedevano quando vieni a Palermo, ragazzi, giorno 9 agosto è al Velodromo a Palermo. I biglietti già sono disponibili. L'11 agosto invece è a Catania alla Villa Bellini. I biglietti li potete comprare o su Ticket One o alla tabaccheria di via Lavaggi 54 a Catania o al Buon Caffè in via Vittorio Emanuele 629. Gigi, rispondiamo? Pronto? Buongiorno, Buongiorno, con chi abbiamo il piacere? con Antonio. Ciao da Antonio. Catania. Ciao Antonio. Ciao Gigi. Dici tutto, Avevo Antonio. Vai. Avevo da farti una proposta, cantare una canzone con te. Anto, devi contattare il gruppo Arena, sono loro che si occupano di Gigi per quanto riguarda la Sicilia. Magari Antonio, li chiami dopo e ti facciamo avere il vai, numero. ok, dai. Antonio, Va bene. ok, Dimmi. ci ha fatto piacere che ci hai chiamato comunque, ti mandiamo un Anche forte a me abbraccio. sentirti. Va bene?
Ciao Antonio. Va bene. Ciao. Ciao, Bello, ciao. Gigi, dobbiamo fare un Vai. saluto a Giampiero Napoli Oddio. che ci sta ascoltando e tutta la Napoli Fish. Sai che a Catania c'è Sant'Agata, Sì. ci sono le candelore. Giampiero Napoli è il presidente della candelora dei pescivendoli. Oh, ciao Giampiero. Lo salutiamo. Giampiero, la Napoli Fish. Il pesce è solo da Napoli Fish. Sì. Solo da Napoli Vai Fish. Giampiero, noi siamo malati, hai capito? Di pesce. di questo tipo di pesce, insomma, noi siamo uomini di mare, quindi Bravo. ci piace. Bravo, rispondiamo? Vai. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Maddalena, ho fatto 600 chilometri per venire a vederti a Cassino. Ah, Maddalena. Sono siciliana e ti stimo. Grazie Maddalena, hai visto? Adesso sono io in Sicilia. L'ho visto. Andrai in Sicilia a vedere lo spettacolo, Maddalena? Magari, no, perché ho avuto un infortunio, adesso non riesco a muovermi. È ad agosto l'evento, vedi se Lo riesci. so, però mi operano a un piede, quindi faccio fatica. Gioia, va bene. Ci dispiace di questo, però comunque noi ti auguriamo il meglio, va bene? Grazie, altrettanto a voi e sei un mito. Grazie mille, grazie A me mille. piace molto perché tu sei, quindi se... Perché tu sei. Va bene. Sì. La mettiamo allora, Ti dai. ringrazio. Abbiamo bene? una playlist Sì. infinita. Un bacione grande. Un bacio, ciao. Ciao bellissimo. tesoro. Ciao. Però che bello quando vanno a rinfrescare. Io ho preparato, scusa, non so se per la signora che ha chiamato poc'anzi di Messina. Ultima telefonata e poi ci fermiamo e poi ritorniamo con le altre. Vai. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Con chi abbiamo il piacere? Sei? Vanessa, Ciao Vanessa, ciao. ciao, è un piacere sentirti. Piacere mio, come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, grazie, tutto bene. Tesoro, Sì, cosa vuoi ascoltare? Dici tutto, dici. se ancora non ti è sentita volevo sentire solo lei, l'ha dedicata a mio marito 18 anni fa a me. Ah, e allora è di Siamo obbligo. innamorati con le tue canzoni. E allora va bene, te la mettiamo, dai, va bene. Grazie mille, sto seguendo la diretta. Che bella, Vane, ti mandiamo un Grazie, bacio, Vanessa. tesoro. Un abbraccio. Anche a te, un bacione, è stato un piacere. Ciao bella, ciao. Ciao. È bello anche sentire le voci emozionate dei Sì, nostri ascoltatori, perché si emozionano. Delle volte dici, ma stai parlando al telefono, però magari talmente tanto quel desiderio è stato lì che è tipo un sogno che si realizza. Andiamo con scusa? Sì, vai. Perché tu sei e finalmente tutto prende senso. Una frase così piccola ma con un significato abissale davvero. Il telefono scoppia, andiamo. Pronto? Ciao Gigi, Ciao, tutto bene? tutto bene. Come ti chiami? Leonardo. Ciao Leonardo, tutto bene? Da dove chiami, Leonardo? Sono curioso. Io chiamo da Catania. Da Catania. Vai. Dici, Leo. Dimmi Leonardo, dimmi. Franco Moreno Sì? definisce Nino D'Angelo l'extraterrestre, non lo so se tu lo sai. No, quella è la prima volta che sento questa cosa. L'ha detto su TikTok la volta scorsa. Sì. Lo sai perché? Perché? Perché le canzoni, diciamo, che ha fatto Nino D'Angelo, lui lo definisce extraterrestre, come giacca e cravatta. Sì. Io a te ti definisco il mostro. In senso positive. Sì, l'ho capito. Il mostro della musica napoletana. È vero, condivido il tuo pensiero. Allora, Sei un grande. Abbiamo la stessa età, perché io sono del 64. io so che cosa vuole dire Franco. Allora te lo spiego io in maniera molto ma tu già lo sai. Ha parlato sulla canzone Giacca e Cravatta. Sì, no, ma vabbè, ma Nino, voglio dire, te lo dico perché noi siamo di famiglia, un mio caro e carissimo amico. Nino è un grandissimo poeta.
Cioè lui ha un modo suo di scrivere, insomma, ma non da adesso, ma sto parlando da anni. Ma mi sembra che tu sei stata al matrimonio della nipote. Sì, del figlio. Allora, lui è un pioniere, lui è stato sempre avanti, cioè voglio dire, con il suo modo di scrivere, insomma. Nino non è, come dirti, nei suoi testi non c'è l'autorato e basta, ma lui ha messo sempre un grande pizzico di poesia, quindi voglio dire, lo conosco molto bene, profondamente, quindi non si sbaglia Franco, sì, è vero. Tu che lo conosci bene, sì, siamo proprio di famiglia. Ma lui ha cantato, lui? Sì. Sì. O hai cantato solo tu? No, pure lui. Solo tu. Anche lui. Quale canzone preferisci di Gigi? Ce n'è qualcuna che te la facciamo ascoltare? Allora perché ho chiamato il suo cavallo di battaglia. Aspetta, sono un po' quei suoi cavalli di battaglia. Qual è per te? Donna. Va bene, dai, ok. Va bene. Ti abbraccio. Mi ha fatto veramente piacere. Anche da parte mia un grande piacere. Non lo so se hai capito. Io sono del 64, mi sa che tu sei coetaneo. Sì, siamo coetanei, sì. Ciao, buona serata, buona giornata, ciao. Io di solito sono il pomeriggio, perciò mi viene dire tipo buon pomeriggio, buonasera. Ancora qui è di luna, ancora qui, se devo andare a mangiare. Telefono che continua a squillare, vai. Pronto? Sì, con chi abbiamo il piacere? È caduta! Raga, richiamate, qui si sta intasando tutto, vai, pronto? Pronto? Sì, pronto? Chi sei? Sono Giovanni da Lucera, provincia di Foggia. Ah, ciao Giovanni. Lucera? Sì, Lucera. La conosco bene. Buongiorno, Giovanni, dici tutto. Sono un musicista, faccio musica per ricevimenti. In ogni ricevimento deve esserci obbligatoriamente la tua musica. Grazie Giovanni, mi fa molto piacere, ti ringrazio veramente di cuore, sono molto contento. Siamo quasi sempre in tutti i tuoi concerti. Sì. Anche se quello dell'anno scorso non ci ha portato tanta fortuna, perché alla fine del concerto, dove siamo stati? Vicino Napoli. Sì. Alla fine del concerto è successo? abbiamo preso fuoco la macchina sull'autostrada. Avete sbattuto? No, ha preso fuoco la macchina, si è incendiata. Raga, quanto camminavate? Avete fuso il motore? Che avete combinato? No, nulla, mentre uscivamo dalla galleria di Grotta Minarda ha preso fuoco il motore. Vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la macchina, che se ne vai! Venite in Sicilia, mi raccomando, il 9 a Palermo e l'11 a Catania, ragazzi, che vi portiamo sempre ovunque. Va bene, ti voglio bene, un abbraccio forte, in bocca al lupo. Gigi, prima che saluti, c'è il mio figlio. Sì. Che ha 6 anni, che conosce tutte le tue canzoni. Vuoi sentire solo tu, giusto un pezzettino? Dai, fammelo sentire, dai. Solo tu, vai. Partenza è la tua via di uscita. Il posto migliore per trovare pace è tra le tue dita che cercano me e tengono strette ricordi e progetti per amarci forte, non siamo mai grandi. Noi non abbiamo mai messo la ninna al bambino, gli abbiamo messo sempre le tue canzoni, Gigi. Tutta per te, allora, amore mio. Vai. Come si chiama il piccolo? Tonio. A pane Gigi D'Alessio e Gigi Finizio facciamo, pane Gigi Finizio. Vai. Grazie ragazzi. Grande Gigi, grazie, un abbraccio forte. Ciao ragazzi. Gigi. Ciao. Sentire un bimbo di 6 anni che canta le tue canzoni, che emozione è ti meraviglioso, guarda, meraviglioso. 6 anni e conoscere solo tu così. Significa che sono entrato in un altro decennio. Tutte, altra telefonata, vai Gigi. Pronto? È caduto, rifacciamo, riprovate, sarai più fortunato. Pronto, vediamo chi è. Aspetta che qua mi sta intasando tutto. Vai. Pronto? Ciao, con chi abbiamo il piacere? Piacere Cristian, sono un tuo grande fan. Ciao Cristian, ciao. Come stai? Bene Cristian, benissimo. Siamo felici, siamo benissimo. Come?
è un onore sentirti. Grazie, Da Cristian. dove chiami, Gri? Da Napoli. Da Napoli. Wow, vai. Gigi, ma posso fare una domanda? Dimmi. Io sono di San Pasquale, cioè vado sempre là, ma qualche volta, no? Sì, Se sì. ti incontro, poi Sì. desiderio di farmi una foto con te. E tu sai dove sto? Sì, Vieni, non ti preoccupare. Ci Tu gli incontriamo e ci fotografiamo. Digli, ti ho chiamato su Bella. Canto pure un pezzo. Vai. Songhi, data vesta giusta, scusa songhi. Canto ancora da già ci si senti. Wow. Bravissimo, Bravo, Cristian. Ciao Gigi. Ciao, un abbraccio, ti voglio bene. Ciao Cristian. Ciao. Questo è Gigi Sono belli. Finizio, ragazzi. Questo è Gigi Finizio, quello Come che sono dà, belli, Madonna. quello che trasmette al suo pubblico e le emozioni che comunque, devo essere sincera, mi viene la pelle d'oca anche a me a sentire come ti vogliono bene. Quindi tutti coloro che sono collegati con noi immagino quanto si stanno emozionando. Vai, Pronto? Pronto, Lia, sono di nuovo. Lia è tornata! Lia. Amore mio, almeno 2 paroline diverse alle 6, fammeli sentire. Ma l'abbiamo messa, tesoro, non l'hai sentita? Ah, si vede che ero lì dentro, scusa allora. E poi alla fine gliela rimettiamo, La mettiamo in dai. chiusura di nuovo, va bene. Vabbè, 2 paroline, dai Gigi, che Com'è sei brutta stupenda. dormire solo mentre un'altra parte sta dormendo amore. Mamma, sono emozionata. Tutta per te, Lia. Ti vogliamo bene, Lietta! Sei grande. Un bacio forte, Lia. Ciao Lietta! Questa canzone a me mi fa venire i brividi Lo proprio. so. Ma io vivo per le canzoni napoletane, mi mandano avanti sempre. Io alle 7 di mattina già metto Bella TV, pensa tu. Bellissima, Bella. Tutta bellissima. la giornata. Bella, Lia, Lietta, bella. ti vogliamo bene, un bacio grande, Un amore! bacio. Pure io vi voglio bene. Ciao, tesoro. Dico le cose più belle che il cuore di Gesù, che io sono tanta devota, Sì. che ci dico sempre le cose più belle ti deve mandare, va bene? Grazie, amore mio, grazie. Ciao Un Lietta! abbraccio, Un ciao. bacio tesoro, ciao. ciao. Ne prendiamo un'altra e poi dopo ci fermiamo con un brano che ci è stato richiesto. Vai, rispondiamo. Pronto? Casco, c'è l'avviso di chiamata, sta succedendo il panico, vai. Pronto? Ciao Gigi, Ciao. Alessandro sono. Come? Alessandro da Palermo. Ciao Alessandro, ciao. Agosto per il mio compleanno, l'11 agosto a Palermo. Wow, bellissimo. No, l'11 a Catania, raga, il 9 a Sì, Palermo. Infatti io ho comprato i biglietti sempre l'11 agosto, quest'anno verrò a vederti a Catania. Ah, ce l'hai a Palermo, festeggiamo vieni a il tuo Catania, compleanno, bravo. dai. Sì, sarò là, ho preso sarò in prima fila, le prime file praticamente. Grandissimo, Bravo. grande Alessandro. Io sono il fratello del bagnino della Torre. Wow, Gli grande. auguri l'anno scorso. Grande, mi fa piacere, dai, che vieni a Catania. Dai, Sì. va Ci vediamo bene? l'11 agosto. Ok, ti aspetto allora. Ciao. Un abbraccio, Alessandro, Ciao. un abbraccio. Ragazzi, al momento ci fermiamo con le chiamate, ora torniamo a prenderle. Ricordiamo il 9 agosto al 9 agosto al velodromo di Palermo. Stavo sbagliando pure io. mi sono tolta da questa responsabilità. E l'11 a Catania. Ragazzi, prendete i biglietti, ci fermiamo con Solo Lei, che c'era stata richiesta, e poi torniamo insieme. A tra poco, ciao Betty. È casa tua. Vai, Franci, puoi fare quello che vuoi, Francesco. Fai tu. 095 87 39 658, ragazzi, ultime telefonate perché poi tra un pochino ricapitoleremo tutto. Vai Gigi. Allora, No, pronto? prima pronto. Pronto? Pronto? Ragazzi, avete preso la linea? Pronto? C'è qualcuno? Hanno lasciato il telefono aperto, va bene, noi chiudiamo, spero che chiudano, altrimenti ci terranno il telefono occupato fino a quando non Va chiuderanno. bene. In attesa che si libera, vediamo se... Pronto? È caduto, ok, libera linea. In attesa che prendiamo la prossima telefonata, volevo appunto andare a ricordare, Gigi, questi 2 eventi importantissimi che saranno in Sicilia. Sì. Li ricordiamo? Sì, allora, il giorno 8 velodromo di Palermo.
giorno 11, Villa Bellini di Catania. Ragazzi, mi raccomando, anche perché Gigi ci ha dato, ha spoilerato, anzi non ci ha dato, ha spoilerato che nel 2026 in Sicilia non ci saranno concerti, proprio perché ci sarà la produzione ha scelto di fare questa pausa, dato che ci sarà un tour in tutta l'Europa. Si andrà a realizzare qualcosa di molto importante e quindi è giusto anche permettere di fare questa cosa qui per chi è fuori. Abbiamo una chiamata, pronto? Cascò, ragazzi, non mi bloccate la linea. Nel frattempo c'è chi chiama al 388 8292 885. No, ragazzi, qui solo i messaggini. Vorrei, se lo saluti, un video saluto di Gigi Vinizio con un pezzo a scelta, per favore, per Anthony. Lo apprezzo molto e spero tanto che sia possibile. Stanno continuando. Ciao Anthony, ciao, ti abbracciamo, ti diamo un bacio forte. Pronto? Pronto? Sempre io sono Gigi, Enzo, ma ci sta bloccando la linea! Te l'hai messo la canzone? Sì! Bravo! Perché quelle due canzoni sono stupende, a parte che sei una persona in campo sei. Grazie Enzo, un abbraccio forte. Enzo, ti prendiamo alla residenza. Quando vengo a Napoli e mi devo mangiare i spaghetti a pomodoro. Bravo! Pizza da mangiare a Napoli! Pizza! Una sadiella! Spaghetti a Napoli è bella! Ciao Enzo! Ti vogliamo bene, ciao. Cioè, io se vado a Napoli lo spaghetto col pomodoro anche no, preferisco mangiarmi il casatiello e tutte le altre specialità napoletane. Pronto? No, non ci posso credere. Sì, ci puoi credere. Come ti chiami? Mi chiamo Valeria. Ciao Valeria. Ciao Gigi, signor Finizio, è un piacere parlare con lei. Ma come mi dai del lei? Ho 12 anni, adesso ne ho quasi 40. Dammi del tu Valeria, togli questo lei. No, è una forma di rispetto. Non è no, ma dai, dai. Sei tenera, tesoro. Senti. Io vado fatta per le sue canzoni. Grazie Valeria, grazie mille. Grazie. Allora ti dedichiamo. Mi fa piacere che finalmente si sta facendo Grazie. radio. Va bene Valeria, va bene. Ti dedichiamo una bella canzone, un abbraccio forte. Ti regala, grazie, arrivederci. Ciao Valeria, ciao Valeria, ciao tesoro. Ogni tanto mi danno anche a me del lei, mi dà così effetto. Ehi, io sono un fiorellino che deve sbocciare ancora. Guarda lei, che qui siamo freschi e giovani. E in effetti fa strano, raga. Gigi, ce l'ho qui davanti a me, vi giuro. È di ma è un ragazzo proprio splendido, proprio così, come lo vedete? Grazie, Mary. Pronto? Pronto? Sì, con chi abbiamo. Gigi. Sì, chi è al telefono? Ciao Gigi, chiamo Giuseppe da Reggio Emilia. Ciao Giuseppe, ciao. Tutto... Per farti capire, io sono il nipote di Mimmo Dani. Ah, bene. Mimmo Dani però siciliano. Va bene. Tutto bene giù? Sì, a posto. Sì. Se mi saluti alla famiglia Inserillo, Vanessa, Chloe. Un saluto a tutti. Va bene, mandiamo un abbraccio a tutti loro, va bene, forte. Grazie cari, grazie. Ti ringrazio. Un bacio forte. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao. Tutta l'Italia per il nostro Finizio. Tutta l'Italia per il nostro Finizio. Che bello, stanno chiamando da tutte le parti proprio per far capire che qua mi stanno arrivando messaggi. Finizio è un mostro, raga, ma altro che mostro, qui abbiamo un'icona. Mi fai dedicare un brano di Gigi per i miei figli? Certo che sì, ragazzi, ve lo dedichiamo tra pochissimo. Non vi preoccupate, anche perché purtroppo abbiamo quasi terminato, però ci ha spoilerato prima che a maggio tornerà qui, quindi ci sarà tempo. Un'altra telefonata, vai. Pronto? Pronto Gigi? Sì, chi sei? Pronto? Ciao Gigi. Ciao, come ti chiami? Catello. Ciao Catello, ciao. Io sono dalla provincia di Palermo. Dalla provincia di Palermo? Salerno. Salerno, sì. Come stai? Come va? Sto bene, sì. Si va avanti. Volevi ascoltare qualcosina? Bene, Catello. Volevo dire che io non sono tanto intonato nel cantare. Organizziamo
le serate di karaoke canto solo le canzoni di Gigi Felice. Qual è la tua preferita? Mi piace Il cuore nel caffè, Amore amaro. Sono contento, guarda, ti piacciono le belle canzoni. Il cuore nel caffè è una bellissima canzone che anche abbiamo messo di nuovo in programma, perché comunque me la richiedono un sacco di persone, insomma, quindi è una bella poesia. Noi te la dedichiamo, va bene? Grazie Catello. Un abbraccio Gioia, forte, ciao. Un bacione grandissimo anche per te. Allora Gigi, qua il telefono continua a scoppiare, non so che fare, se andare in musica, se prendere un'altra telefonata. È vero, sono anche io confuso. Mi sto confondendo, perché veramente è bello vedere una partecipazione del pubblico così importante. Sì. Vi vorremmo regalare tutte le emozioni infinite, esatto. Però lo dobbiamo anche liberare per andare a pranzo. Quindi non vi preoccupate, perché a maggio tornerà. Sì. Intanto che ne dici? Se facciamo ascoltare un altro brano bellissimo, La magia del tempo. Sì, lo facciamo ascoltare e poi ritorniamo per i salutini finali. Che dici? Va benissimo. Chi ha avuto l'idea di questo brano, di farlo così? Io. Tu? Sì. Ma bellissimo, bellissimo, è il ritmo caliente, questo latino che dentro ci sta. Muy bien, è muy caliente. E noi calientemente ce ne andiamo a bagnare. Ricordiamo le date. Vai. In maniera caliente. Il giorno 8. 9. Sì, no, perché dico, penso sempre l'8, perché io già sto dall'8 certo, starò qua a Catania. Il biglietto si prende prima, giusto? Allora, il giorno 9 agosto io sarò a Palermo, meglio puntualizziamo, al velodromo di Palermo, esatto. E vi aspetto in tanti. E poi l'11 Catania, Villa Bellini, mi raccomando, uniche 2 date di quest'anno. Ragazzi, date importanti, perché l'anno prossimo, come abbiamo detto, non ci sarà nessun evento in Sicilia, quindi quest'anno prendetevelo tutto, tanto da qua all'11 agosto abbiamo voglia, sbrigatevi, perché ovviamente c'è un limite, ovviamente c'è un limite di biglietti, dove si possono comprare o direttamente tramite Ticket One, ok, potete andare anche su internet, ormai con internet si può fare tutto, oppure se preferite, sempre parlando di Catania, potete andare alla tabaccheria di Via Lavaggi al numero 54. Per gli sfaticati, quelli là che non vogliono fare con il ditino così, clic. Che ti dirò, delle volte è anche più bello, perché loro, capito, lo vogliono fisico, esatto, capito? Lo tocchi con mano e dici qua. Oppure al Buon Caffè, che si trova in via Vittorio Emanuele al numero 629, sempre per quanto concerne Catania. Ragazzi, questi sono quelli di Catania. Per Palermo andate direttamente su Ticket One, sì. Lì trovate tutto. Poi c'è anche la possibilità di prendere la poltronissima Plus, insomma potete prendere tutti i posti che volete. Vi regalate una serata all'insegna della magia, all'insegna delle emozioni che il nostro Gigi Finizio riesce a regalarci quando dici ti si scalda il cuore. Assolutamente sì, questo è quello che succede con la sua musica, che ci permette di farci volare in alto. Io ti ringrazio delle bellissime parole, delle bellissime emozioni che mi hai trasmesso oggi. Che tu hai trasmesso a noi. Io ringrazio te, ringrazio Bella Radio, ringrazio tutte le persone che hanno chiamato e quelle là che non hanno avuto la possibilità, perché i nostri telefoni erano intasatissimi, e siamo felici. Ringrazio Ticket One, ringrazio Tiziana, ringrazio... Chi c'è qua? Dobbiamo ringraziare tutti? La nostra mascotta. Il suggeritore qua, il suggeritore. Ringrazio la nostra la mascottona stava. Ragazzi, io ringrazio Mariella. Chi dobbiamo tutti ringraziare? Belli di Bella, che te ne esci così, tutti belli di Bella. Allora, riepiloghiamo. Ok. Tiziana, Chiara, Giorgio Avino, Mariella, Bella Radio, tua madre, tuo padre. Grazie. Antonio, Milena, Francesca Sonni. Ragazzi, ma soprattutto il pubblico che ci supporta in tutto e per tutto. È stata una bella diretta, ed è stata Gigi. veramente una full immersion tra le anime di tutti quelli che mi supportano da tanto tempo. Ragazzi, bellissimo. Vi aspetto a Catania e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie Gigi, noi ti ringraziamo per queste emozioni infinite. Ci salutiamo con un brano meraviglioso che porta come titolo Più che posso. Vai. Va bene, grazie e sempre grande. Gigi Finizio su Bella Radio, grazie a tutti belli. Ciao.